Amici dello Scrigno del Calcio, buongiorno, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. C'è il turno infrasettimanale e allora perché non riaprire la rubrica La partita della settimana anche in mezzo alla settimana? Infatti lo stiamo facendo, perché non farlo, lo facciamo e parliamo di Inter-Fiorentina, perché stasera si gioca allo stadio di Milano, a San Siro. La partita tra Inter e Fiorentina, la seconda trasferta consecutiva dei viola a San Siro dopo quella sfortunata col Milan. Si può dire che la Fiorentina è stata sfortunata col Milan, o siccome sono milanista non si può dire, no, lo dico. E come avevo detto peraltro in un video sui presunti complotti o torti arbitrali contro il Milan, quando dopo Milan-Bologna c'era stata tutta questa levata di scudi sui presunti complotti e favori alle altre squadre contro il Milan, io mi permisi di dire: i tifosi del Milan saranno così attenti quando avranno un episodio a favore? Voi avete sentito qualche milanista lamentarsi, cioè no, lamentarsi magari no, però ammettere che è stato dato un rigore contro la Fiorentina abbastanza ridicolo? Ovviamente no. Che cosa ho letto io sui social, su internet? Presa in giro a Pioli, a Pradè, sghignazzamenti vari, il rigore c'era, e ovviamente non cresceremo mai, ma non i milanisti, tutti, come io già so da tanto tempo, questo paese non crescerà mai a livello di cultura calcistica e di cultura sportiva. Quando c'è un favore per la propria squadra, o non è vero che è un favore o chi se ne frega. Quando c'è un torto per la propria squadra, giù con i complotti, con le macchinazioni, non cresceremo mai da questo punto di vista. Peggio per noi, perché alla fine non saremo comunque mai un popolo felice, soddisfatto e obiettivo. Non ci sarà mai sportività in questo strano paese. Detto questo, torniamo indietro nel tempo e torniamo a Inter-Fiorentina del 16 novembre del 1996, nona giornata di campionato, partita un po' condizionata dalle condizioni del tempo. C'era la pioggia, campo un po' fangoso. Inter-Fiorentina finisce 2-2, doppietta di Oliveira per la Fiorentina, gol di Oliveira, pareggio di Ganz, altro gol di Oliveira e pareggio di Paul Ince. Finisce 2-2. Qui vi faccio vedere il gol di Ganz e la seconda rete di Oliveira, anzi sopra c'è la seconda rete di Oliveira e poi il pareggio di Ganz. Eccolo qui dal Guerri Sportivo di quella settimana di novembre. Inter-Fiorentina 2-2. Vi faccio vedere anche poi il tabellino della partita. Io naturalmente sto andando avanti e il tabellino era indietro, ma questo succede sempre, non c'è volta in cui non accada. Eccolo qui: Oliveira al 45esimo, Ganz al 50esimo, ancora Oliveira al 64esimo e Ince all'83esimo. Inter allenata da Roy Hodgson e Fiorentina da Claudio Ranieri. Questo è pure il tabellino con le formazioni di quell'Inter Fiorentina, lo potete vedere. Peraltro in quella nona giornata lì l'Inter è in testa alla classifica con 18 punti davanti al Vicenza che ne ha 17 e alla Juventus e al Bologna che ne hanno 16. La Fiorentina ha 13 punti ed è più o meno a metà classifica. Guardate anche quella classifica provvisoria, l'Inter arriverà terza in quel campionato, la Fiorentina invece arriverà davvero a metà classifica, ma arriverà in semifinale di Coppa delle Coppe perdendo con il Barcellona. La partita d'andata fu ci fu quel famoso bellissimo gol di Batistuta che poi zittì il Camp Nou di Barcellona. Poi il Barcellona vinse 2-0 a Firenze e vinse la Coppa delle Coppe in finale con il Paris Saint-Germain, gol di Ronaldo su calcio di rigore. Vi faccio vedere anche l'album con le due squadre. Questo è l'Inter 96-97 e subito prima c'è la Fiorentina con la coccarda della Coppa Italia vinta
l'anno precedente nella finale, doppia finale con l'Atalanta, e vedremo come andrà a finire stasera la sfida tra le squadre di Chivu, tra la squadra di Chivu e la Fiorentina. Inter-Fiorentina, turno infrasettimanale. Questa è la partita della settimana, una rubrica che ogni settimana, ogni volta che c'è una partita di campionato, rievoca una partita dello stesso turno del campionato attuale, ricordandone una del passato, e questa rubrica questa settimana avrà 2 appuntamenti, questo e poi sabato, parlando della partita di una partita della prossima giornata. Oggi abbiamo parlato di Inter-Fiorentina, di chi parleremo sabato io già lo so, voi ancora no, ma lo scoprirete fra qualche giorno. Ciao!